L'ultimo bollettino medico dell'ULSS 2 di Treviso è delle ore 16:30 per Romina Bannini, coordinatrice dell'area educativa di Cuore 21, la cooperativa che segue ragazzi con disabilità. Le speranze di sopravvivere sono ridotte al lumicino. La giovane 36enne, unica superstite del tragico schianto in A4, dove ieri hanno perso la vita 6 persone, tra disabili e volontari, è ancora gravissima. Era stata protetta in parte solo perché seduta nel sedile posteriore tra le valigie. Restano 6 le vite spezzate, vite piene di sogni e passione, come quella di Alfredo Barbieri, da 2 anni legato alla sua Rossella De Luca, alla quale aveva dedicato proprio poche ore prima parole bellissime. Finalmente ho trovato una fidanzata speciale con un cuore immenso, le aveva scritto. Accanto al post, la foto insieme, abbracciati, dietro al mare. 2 sorrisi che si sono spenti, come quelli di Valentina Ubaldi, un'altra giovane accompagnatrice, Francesca Conti, di 26 anni, e Maria Luigi, 34 anni. Alla guida del mezzo l'ex sindaco di Riccione, Massimo Pironi, da sempre impegnato anima e corpo nel volontariato. Loro erano i suoi ragazzi, la mia seconda vita, scriveva in un post su Facebook solo pochi giorni prima. Ragazzi che uno per uno conoscevo, a partire dal loro autista Massimo Pironi, l'ex sindaco. È una tragedia immane, veramente è qualcosa che va oltre la normale sopportabilità di un dolore che ha colpito tutta quanta la nostra comunità, perché era una realtà molto conosciuta a Riccione, cresciuta negli anni e seguita dai riccionesi e molto come dire, sostenuta anche nei progetti che portavano avanti. A Riccione fino a domani sarà lutto cittadino. Le salme, che sono state riconosciute dai parenti questa mattina, potranno tornare a casa già a partire da lunedì. Quel centro, Cuore 21, di cui Romina è stata socio fondatore, voleva crescere. Pironi soltanto 2 giorni fa ne aveva parlato con il sindaco, dalle aule ai laboratori. L'avevo incontrato il giorno prima in comune perché mi aveva presentato un progetto di sviluppo di quell'area. E c'era sempre questo entusiasmo da parte sua di portare i ragazzi a vedere altre esperienze, a condividere la loro con altre esperienze simili alla loro, e quindi questo era il bello di questa comunità. Un progetto che, assicura il sindaco, nel loro nome vedrà la luce. Una bella realtà veramente cresciuta negli ultimi anni, e quindi c'era la volontà di dare gli spazi e i servizi necessari.